Quella di Giave è una stazione conosciutissima per chi viaggia in treno nella nostra isola e oggi su Sardegna Verde abbiamo deciso di fare una deviazione sulla 131 più o meno a chilometro 169 per conoscere insieme a voi questo splendido paese del Meilogo. Il territorio comunale di Giave, di forma quasi triangolare, si estende di circa 46 km quadrati di colline calcaree, senza trascurare in passato un'intensa attività vulcanica che ha portato in superficie tracchiti e basalti. Ci troviamo nella chiesa di San Cosimo, detto così San Cosimo, però includendo anche San Damiano e San Pantaleo. È la devozione di questi tre santi medici, due fratelli gemelli, Cosma e Damiano, e l'altro invece medico anche lui dello stesso territorio, maestro dei due. Con il termine generico li chiamiamo santi anargiri. È un termine che i giavesi conoscono molto bene. Anargiri vuol dire che loro esercitavano la professione di medico senza percepire nessun compenso, quindi ecco, la generosità. E questa è la radice di quello che fa Giave, perché Giave è così. Giave è un paese molto legato alle proprie tradizioni, infatti abbiamo qui Matteo, Marcella e Eleonora che indossano il costume tradizionale del paese ed è un paese molto legato all'agricoltura, infatti stanno giocando i bambini con il grano dentro le scolvule tradizionali. Saavedra Mendalza è uno dei simboli del territorio, uno dei simboli di Giave, ne parliamo con Lavinia, archeologa. Il sindaco parlava di sommovimenti vulcanici, eccoci qua, è vero Lavinia? Ci siamo in uno dei luoghi più significativi dal punto di vista ambientale del territorio perché racchiude in sé il cono vulcanico di Monte Annaru e Sarocapedra Mendalza. Non si tratta che di un NEC, cioè di un condotto vulcanico antico che poi è stato successivamente messo in evidenza dall'erosione del territorio circostante. Certamente questa è un'area estremamente importante, tanto che è riconosciuta come monumento naturale fin dal 1994 e quindi è sottoposta a tutela ambientale. Si attestano rinvenimenti di tutte le epoche, in epoca medievale viene realizzata la chiesa di Nostra Signora di Acchetas e si ritiene che questo fosse un luogo simbolico del territorio, legato a dei culti, legati probabilmente alla natura e quindi che abbia focalizzato in sé la presenza umana e tutta una serie di leggende che si ricollegano alla presenza per esempio delle gianas, delle fate all'interno di questa rocca. Tra poco con Lavinia parleremo della civiltà nuragica, ma ora andiamo subito in cucina. Benvenuti a Sapicunio. Allora, qui davanti a voi abbiamo la presentazione di un po' di piatti, diciamo così, degustazioni che sono tipiche del nostro ristorante, sempre a chilometro zero, con delle preparazioni particolari del nostro chef. Qui davanti abbiamo la zuppa di finocchietto selvatico, rigorosamente della zona, quindi piana Campo Giavesu. Lo chef prepara un brodo di finocchietto selvatico con lardo, poi ci mette anche delle cipolle e pomodori secchi. Successivamente viene composto il tutto con della spianata e vari formaggi, tra cui anche la peretta, il cosiddetto casizzolo della zona e anche il pecorino stagionato. Abbiamo raggiunto gli allevamenti giavesi. Claudia nel 2018 ha deciso di cambiare vita, di cambiare mestiere e si è avventurata qua. Ci racconti un po' come nasce e come si è trasformato il vostro allevamento? Allora, nasce dall'esigenza di fare dell'agricoltura sotto il pannello fotovoltaico, si trasforma in un allevamento perché la gallina si adatta benissimo a tutte le condizioni ambientali. Portiamo 900 galline, queste 900 galline ci fanno fare un po' di palestra, un po' di gavetta, ci piace.
e decidiamo di buttarci nel biologico. Quindi però come biologico? Chiaramente con qualcosa che rispettasse il benessere animale. Claudia, le galline attualmente quante sono? Attualmente sono 3.000. Noi abbiamo piantato un trifoglio, abbiamo tutta l'azienda in biologico ed è tutta seminata a mangime biologico per loro. Tra poco riprenderemo a parlare di galline, ma ora, visto che siamo a Giave, parliamo della grande passione per l'Ardia e per i cavalli. Sì, corriamo l'Ardia di San Sebastiano, che si fanno i giri della chiesa lì a Santa Croce, poi si fanno le salite. Non siamo tantissimi cavalieri a Giave perché siamo un piccolo paese, però c'è tanta passione. Claudia, ed ecco la boccata d'aria per le vostre galline. Assolutamente sì. Qualcuna rimane anche la notte alla fine perché stanno talmente bene, anche se le temperature qui a Giave non sono proprio altissime, la notte raggiungono anche -1, 0, però loro stanno bene, hanno il loro piumaggio. Una cinquantina di ribelli ce li abbiamo sempre la mattina che troviamo fuori ad aspettarci. All'addiaccio. Sì. Quante uova si producono mediamente in un giorno? Allora, adesso abbiamo una produzione di circa 2000-2300 uova al giorno. Quali sono i vostri mercati? Allora, noi abbiamo piccole ortofrutta e poi stiamo entrando, abbiamo anche chiaramente dei supermercati, stiamo entrando in grandi supermercati. Qual è la cosa che le piace di più di questo mestiere? L'aria aperta, perché io posso, anche durante la pandemia noi abbiamo lavorato tutti i giorni, non ci siamo fermati un attimo. E allora, grazie Claudia. Giovedì a Cagliari, manifestazione di Coldiretti davanti alla sede della rappresentante del governo per questo problema che attanaglia tutti, anche le famiglie, il caro energia, il caro materie prime. Andiamoci. Purtroppo l'agricoltura soffre e quando soffre un settore primario vuol dire che qualcosa non va bene. Non è solo la Sardegna oggi a scendere in piazza, la forza di Coldiretti è quella di far arrivare il grido di dolore anche al governo nazionale. Infatti abbiamo regioni del sud, del centro, del nord che contemporaneamente a noi oggi stanno manifestando in tutta Italia. Ci riporta in piazza una situazione insostenibile che sembra che cada nel silenzio, il silenzio degli innocenti lo possiamo chiamare davvero. Siamo qua perché non se ne può più, soprattutto dei costi energetici, del costo del gasolio, del costo delle materie prime, del costo del concime, e siamo qua non solo per protestare ma per dare proposte. Noi chiediamo sui costi energetici di poter arrivare ad avere questo 1,5 miliardi da parte del governo attraverso il PNRR per abbattere i costi di energia attraverso la possibilità di mettere tetti fotovoltaici in tutte le aziende agricole della Sardegna. Chiediamo inoltre di presentare alla Regione un progetto per ricoltivare la Sardegna con oltre 100.000 ettari di nuove coltivazioni, incentivando gli agricoltori per fare filiera all'interno. Parliamo della possibilità di coltivare oltre 3 milioni di quintali di materie prime che acquistiamo da fuori, che oggi ci stanno strozzando. Oggi con noi ci sono tantissimi sindaci che ci hanno espresso la propria solidarietà, manderemo a loro la nostra bozza, la nostra piattaforma con 7 punti che vogliamo che sia discussa anche nei consigli comunali, se ritengono anche migliorata, perché tutti assieme con i sindaci dobbiamo farsi forza affinché questo territorio possa andare avanti. L'indotto dell'agricoltura, della pastorizia, dell'allevamento è troppo importante e deve essere al centro dell'agenda politica nazionale e anche regionale. Da Saponi e Profumi, solo il 21 e 22 febbraio. Dimension Shampoo 250 ml, 89 centesimi. Seguici sui social e sul web. Serramenti Renato Orru. Rinnova le tue finestre. Oggi ti costano la metà. Sconto immediato del 50% in fattura. Serramenti Renato Orru. Finestre fatte a mano con il cuore. Finanziamenti a tassi agevolati. Ti aspettiamo nei nostri showroom a Cagliari, Viale Bonaria 25, Auta, Via Mascagni, zona artigianale Pintulino.
Scusi, dove trovo l'offerta più grandi e più scontati? Ti accompagno, è solo da Spazio Conad, dove potete fare una spesa completa e sempre conveniente. Fino al 28 febbraio, più grandi più scontati, grandi formati, grande risparmio. Conad, persone oltre le cose. Vuoi una casa da sogno? La trovi all'Edil Piras di Tortolì, con te dal 1964. Vasta esposizione di piastrelle, arredo bagno e materiali per l'edilizia. Ci trovi a Tortolì, zona industriale, via Baccasara, chilometro 1,500. Telefono 0782 62 24 99. Mi sembra cotta. E allora scolala. Un brindisi. Ovunque tu sia, il meglio della tua terra. Cerchiamo sempre qualcosa che ci indichi una direzione. Non possiamo controllare molte cose della nostra vita, ma possiamo decidere che luce dare ai nostri giorni, decidendo di fare una cosa semplice: sorridere. Perché un sorriso può cambiare il mondo. Quello che noi sappiamo è che il cambiamento a volte parte da qui, e questo ci rende tutti fieri, perché un sorriso può cambiare il mondo. Lampis Dental Clinic. Ispiriamo i sorrisi del domani. Caro, prendi un sacchetto di patate. Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi! Siamo della cooperativa Produttori Arboreta. Ma chi sta parlando? Noi, le patate novelle, tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e a limitato periodo di conservazione, senza utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle, tutto l'anno. Ok, mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Già non ti manca nulla. Seconda parte di Sardegna Verde, oggi siamo a Giave, nelle campagne di questo splendido paese, accanto a Michele che ha un'azienda di ovini, ma che ha anche una grande passione per i cavalli insieme al papà. Lei come si chiama? Lei si chiama Degna, è una cavalla che fa tra un po' 3 anni e va a domare per poi presentarla alle rassegne qua in Sardegna. Voi avete un allevamento di che tipo, Michele? È un allevamento di selle italiani, abbiamo 2 fattrici di saltostacoli che abbiamo portato dal continente. Quanto è difficile starci dietro? Cioè, ci vuole tanta passione, soprattutto passione e poi tanto impegno, attenzione e un sacco di cose, dai. Arrivano anche delle soddisfazioni. Certo, però, certo. Lei è stata anche premiata al premio regionale perché ha saltato bene, dai, così in libertà. Michele, grazie, salutiamo anche il suo papà e le vostre simpaticissime cavalle. Torniamo alla manifestazione di giovedì a Cagliari davanti alla sede della rappresentanza del governo. Uno dei principali punti della nostra piattaforma prevede quello di recuperare 10.000 ettari di territorio con le infrastrutture irrigue che oggi non vengono utilizzati. C'è la possibilità di fare accordi di filiera e quindi dare 200 euro ad ettaro agli agricoltori che riprendono a coltivare e a produrre già il 45% del fabbisogno dei mangimi che oggi vengono acquistati quasi per intero da fuori. C'è una legge sui consorzi di bonifica che fece a suo tempo Soru, togliendo la gestione delle dighe agli agricoltori, che non ha funzionato per nulla, creando veramente degli costi eccessivi sia agli agricoltori che alla stessa amministrazione. Le altre giunte che si sono succedute sono corresponsabili, perché una cosa che non funziona va modificata e l'abbiamo vista. Abbiamo poi avuto la giunta Capellacci, la giunta Pigliari, adesso la giunta Assolina. Se c'è la volontà, quella legge va modificata e ridatta la gestione delle acque agli agricoltori e fatto sì che ci siano le condizioni che si riprenda a produrre in quei territori. Poi chiediamo un cantiere, il cantiere della burocrazia zero, che siamo 10 finanziari che lo stiamo chiedendo ma che non parte mai, per far sì che in un momento delicato almeno arrivino immediatamente i denari che sono prontamente disponibili. Chiediamo un impegno concreto dello Stato ma anche della Regione. A Giave ha sede il mangimificio Chessa, una delle realtà del settore più importanti in Sardegna, che conosciamo insieme, coinvolgendo Antonio Michele. Ripercorriamo brevemente la storia di questa azienda.
Quindi la Chiesa SRL fu fondata da mio prozio Antonio Michele. Egli inizialmente possedeva un'azienda agricola e allevava ovini di razza sarda. In seguito vendette le pecore per acquistare bovine da latte dell'antica razza Bruno Alpina. Diciamo che si occupava, oltre che dell'allevamento, della zootecnia, di fornire quello che era il foraggio alle stazioni dei carabinieri del tempo, poiché in un mondo altamente poco tecnologico non esisteva la macchina e quindi si doveva andare a cavallo per utilizzare un mezzo di trasporto. Oggi che cosa si produce qui? Qua facciamo varie tipologie di mangimi per tutte quelle che sono gli animali, dagli avicoli, bovini, suini e specialmente gli ovincaprini. A che cosa è dovuto il rincaro di questo prodotto che viaggia per tutta la Sardegna? Conseguentemente al post-Covid c'è stato un incremento non solo delle materie prime ma soprattutto dei trasporti, quindi dei noli, dell'energia elettrica. Tutto ciò è stato un summa per la creazione di questo aumento dei prezzi che purtroppo sta diventando non sostenibile da parte delle aziende agricole. In Sardegna trovate poca materia prima, siete costretti anche voi a importare? Sì, data la richiesta, considerato che il 60% del latte ovino italiano è prodotto in Sardegna, non si riesce a reperire quello che è il prodotto primario e perciò dobbiamo avvalerci di fonti esterne per l'acquisizione delle materie prime, però cerchiamo anche di, tramite i nostri clienti che trebbiano, utilizzano delle granelle, di acquistarle e quindi di utilizzare anche il prodotto, quel che si può, che fa parte della Sardegna. Buon lavoro Antonio, a lei e alla vostra squadra siete una cinquantina. Sì, tra tutte le aziende la Chiesa SRL, il gruppo Chiesa conta una cinquantina di addetti, diciamo una bella realtà soprattutto per il luogo e si cerca sempre di crescere piano piano come hanno fatto mio padre e tutta la sua bella certo. famiglia. Buon lavoro allora Antonio e noi insieme torniamo in cucina. Oggi la cucina del Sapiconio promuove le carni del territorio, in questo caso promuoviamo una scottona sarda. Scottona sarda si intende un capo con età dagli 8 ai 22 mesi che non ha mai figliato, quindi abbiamo una carne molto rilassata che non ha subito stress. La carne ha provenienza del nostro circondario, ovviamente da allevamenti con certificazione, quindi abbiamo delle carni proprio originali del nostro territorio. Abbiamo raggiunto una delle aree archeologiche più importanti del territorio di Giave, che ci riporta alla civiltà nuragica, Lavinia. Sì, questa è l'area certamente più nota del territorio di Giave, nota almeno a partire dal 1850. Si tratta di un'area estremamente estesa ed articolata che comprende un nuraghe complesso con antemurale, villaggio, una o due tombe di giganti e due aree cultuali intorno a due templi a Megaro. In linea d'aria siamo molto vicini al nuraghe di Santo Antine. Sì, sono circa 900 metri e quindi i nuraghi in origine erano in stretto collegamento visivo l'uno con l'altro, con tutte le torri, oltre una ventina presenti nell'area della piana, addirittura una messa in collegamento visivo più a sud, la Torre del Cagules, sempre in territorio di Giave. Ringraziamo la dottoressa Fodai che ha fatto da cicerone oggi nel territorio di Giave per Sardegna Verde. Torniamo al mangimificio Chiesa per conoscere un po' più da vicino le materie prime. Coinvolgiamo ancora Antonio Michele. Qui vediamo quelle che sono la vasta gamma di prodotti in cui troviamo sia i fioccati tal quali che i cubettati. Per fioccati si intende il processo di lavorazione e di schiacciatura del cereale. Questo è un esempio di fioccati misti che possiede sia il mais fioccato che la soia fioccata, quindi è un alimento molto nobile poiché contiene sia l'amido altamente digeribile del mais fioccato sia la proteina del seme di soia che viene sottoposta al processo di fioccatura.
Piazza Olmo a Giave con Gianmario Chessa, il primo cittadino di questo bel paese che abbiamo già conosciuto. Un paese, il vostro, Gianmario, che ha origini antiche. Sì, certo, è ricco di testimonianze prenuragiche e nuragiche che denotano come un tempo sia stato abitato continuativamente. Al centro sta la piana di Campo Giavesu, un tempo paludosa, poi bonificata e ora utilizzata per l'allevamento e l'agricoltura. Difatti le migliori produzioni dei foraggi le otteniamo su quei territori. Abbiamo molto importante anche una zona per le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio. Giave ha attualmente 500 abitanti e le sue origini sono alto-medievali. Ha fatto parte prima del Giudicato di Torres, poi nel XII secolo della famiglia di Doria, che vista la posizione strategica del suo territorio vi costruirono il castello di Roccaforte. Di rilievo abbiamo qui a Giave la comunità alloggio San Michele, che consideriamo che è una risorsa per noi, perché di fatto ha la possibilità di poter ospitare i nostri anziani e non solo. Poi voglio salutare tanto i nostri 3 ultracentenari, zia Maria Cosima, zia Antonietta e zio Ignazio. A pochi passi dal municipio, nel cuore di Giave, il vecchio mulino, incontriamo Monica, assessore alla cultura e ai servizi sociali. Ci racconti un po' la storia di questo importante edificio? Allora, questo è il vecchio mulino del paese, apparteneva alla famiglia Foddai ed era operativo dai primi anni 40 sino alla fine degli anni 70. Nel 2002 è stato acquistato dal comune di Giave, che ha fatto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, e ora è diventato un museo. In passato i contadini arrivavano con il proprio raccolto che veniva macinato. Non è ancora aperto al pubblico come museo, ma ci state lavorando? Sì, come amministrazione, in questo momento è chiuso, come amministrazione comunale stiamo lavorando affinché nel più breve tempo possibile possa essere aperto ai visitatori. Nella vostra ottima cucina uno spazio importante hanno i dolci, ecco una bella selezione. Sì. Abbiamo sastilicasa e sascasadinasa, che sono tipiche del nostro paese e venivano fatte in periodo pasquale, sospabassinoso, tipici del mese di novembre, che in occasione della commemorazione dei defunti, Sashkogonel de Elda, che venivano fatte in periodo invernale perché vengono ricavate da Esalbeldasa, ossia i ciccioli che si ricavano dall'ardo del maiale, e Salgallettinasa, che invece erano un biscotto povero, diciamo, che veniva utilizzato per la colazione. Inoltre abbiamo voluto fare una rappresentazione del pane di Santa Rita, che è una cosa proprio tipica e tradizionale del nostro paese. Fin dagli anni 70 un gruppo di donne si riuniva per creare questi piccoli cuoricini in onore della Santa, che vengono decorati a mano e cotti, e poi il comitato in carica si occupa della distribuzione alle famiglie, agli ammalati e a tutti i devoti che ne fanno richiesta. I dolci ci danno continuità tra le bontà di Giave. Abbiamo raggiunto il ristorante Sapigonio, dove coinvolgiamo Anna Maria. Intanto il nome, da dove? Sì, il nome deriva dal dialetto sardo antico e significa languore, voglia di qualcosa di buono, sempre legato al cibo, quindi voglia di qualcosa di particolare. Abbiamo sempre amato la buona cucina, quindi è sempre stato un sogno quello di aprire un ristorante e soprattutto comunque di aprirlo in questa zona, diciamo una zona anche nel cuore della Sardegna, e quindi anche un valore aggiunto per noi per quanto riguarda i prodotti che andiamo a presentare, i prodotti comunque del territorio a chilometro zero, cioè che provenga dalle aziende del territorio, le aziende sarde, che devono essere riconosciute comunque da tutti i clienti che vengono a trovarci. Bentornati in cucina, eccoci qua con il nostro piatto finito
abbiamo un carpaccio fumé di scottona sarda, viene guarnito con del mascarpone salato, dei datterini essiccati fatti da noi e della mela d'inverno, che in questo caso è una mela Smith, che dà il giusto agro, il giusto sprint al nostro piatto. Inizia il nostro viaggio di rientro. Fatemi ringraziare Francesca Marras, segretaria dell'ufficio zonale della Coldiretti a Tiesi, per averci accompagnato in questo viaggio a Giave. Grazie a Renzo Gualà, a Gianluigi De Ida, a Lorenzo De Sia, a Beppe Passavanti e grazie a voi amiche e amici che intanto starete sul telegiornale di Videolina e volendo potrete ritrovare Sardegna Verde la prossima settimana. Saremo a Fertilia. Ancora grazie.